Siamo in compagnia di Chicco Forgheri, allenatore della Juniores della Nuorese. Allora Chicco, facciamo un po' il punto di questo avvio di stagione sicuramente positivo per la tua squadra. Benissimo, abbiamo ricostruito la Juniores, i ragazzi dell'anno scorso ne sono rimasti 2 o 3. Tu ti sei portato dietro insomma, i migliori della Puglia Forti. Dietro i gemelli De Murtas, Piero Fa e qualcun altro che era con me gli ultimi anni con gli allievi della Puglia Forti. Abbiamo preso i gemelli Sanna da Silanus, Sagoni che giocava con la San Paolo, Locche che era Budoni e poi abbiamo ricostruito una squadra che sicuramente è un ottimo serbatoio per la prima squadra, no? Sì, i ragazzi a rotazione vanno ad allenarsi con la prima squadra, uno dei gemelli De Murtas ha debuttato anche in Coppa Italia, Bua è sempre in panchina con la prima squadra, comunque bene. Ecco, tu da nuorese come vivi questa esperienza con la prima società della città che per te ha un significato particolare? Io sono molto coinvolto nel senso che diciamo infatti mio padre, a tuo padre è stato dedicato allo stadio, quindi noi la Nuorese a casa è una cosa particolare, però bene, io sono arrivato alla Nuorese per allenare gli allievi, io sono arrivato alla Nuorese per allenare gli allievi, poi per altri problemi non sono state fatti, quindi poi abbiamo preso la Juniores, però stiamo facendo un lavoro, ci alleniamo 3 volte alla settimana, che è molto importante. Ecco, per riportare la Nuorese ai livelli del recente passato del professionismo è fondamentale che ci sia una base di ragazzi del capoluogo, vero? Sì. Noi io ho una rosa almeno di 26-27 ragazzi, di cui 20 sono tutti di Nuoro. Ecco, parliamo un po' del campionato provinciale, del campionato regionale in cui voi siete impegnati. Quali sono secondo te le rivali più agguerrite per la vittoria? Sicuramente il Taloro. L'anno scorso ho visto bene il Tavolara e il Budoni che però sono fuori classifica e poi non so cosa dire perché anche per me è il primo anno che faccio un campionato di questo livello, quindi per adesso abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, abbiamo la miglior difesa forse di tutti i campionati regionali perché abbiamo subito solo un gol, quindi i ragazzi stanno lavorando bene, mi auguro di continuare a lavorare bene. Certo. Nonostante i problemi delle strutture a Nuoro, noi ci alleniamo a Città Giardino. Okay. Adesso va bene, poi non so d'inverno un campo esposto come quello. Sarà dei problemi. Però quando ci sono i risultati c'è l'entusiasmo e quindi... Ecco, per chiudere ti chiediamo, manda un messaggio ai tuoi ragazzi. No, non te lo dico perché sennò mi prendono per il culo per un anno come stanno facendo qui. No, sono visto che è una rosa così ampia, magari non è facile per tutti accettare le decisioni. È un problema grosso fare le convocazioni, poi si allenano tutti, hanno tutti la prospettiva di andare in prima squadra, però stiamo lavorando bene, dai. Insomma, bisogna avere pazienza, tutti alla fine giocheranno, dai. Non lo so, quello non lo so. Chi merita, diciamo. Quello vediamo, poi alla fine quando arriveranno le partite più importanti poi tutti gli allenatori fanno giocare i più bravi. È inutile stare lì a dire. Va bene, noi ringraziamo Chicco Forgheri, in bocca al lupo alla Nuorese, a voi e anche alla prima squadra ovviamente.